Flagello maltempo, da oggi il governatore Zaia è ufficialmente commissario per l'emergenza. La situazione più complicata che mi sia trovata ad affrontare, dice, la sfida è tornare come prima e più di prima. Da Roma l'ordinanza urgente con deroghe, misure straordinarie e contributi per famiglie e imprese. Stamani il vertice dei sindaci a Longarone, nodo cruciale i tempi per la rimozione degli alberi abbattuti. 46 secondi per sfondare la vetrata del Duca d'Aosta, negozio di abbigliamento nel cuore di Padova, e fuggire, ennesimo furto in centro città, la polizia in azione, una banda di professionisti. Nell'aprile scorso aveva alzato un muro per proteggere il negozio, ma non è servito, ennesima razzia in una concessionaria di moto del Trevigiano, la disperazione dei titolari. 3 anni fa decise di portare avanti la gravidanza senza seguire i trattamenti contro un linfoma. Ieri a 36 anni una mamma padovana è morta dopo aver combattuto contro un altro tumore. L'emergenza Fassa, Padova, studiosi Foresta hanno dimostrato che interferiscono con gli ormoni e diminuiscono del 40% l'attività del testosterone. Nel giorno dell'apertura del Ponte Votio per la Madonna della Salute, il Patriarca di Venezia torna a bacchettare la politica nazionale con le ultime misure di governo, dal reddito di cittadinanza alle misure anti-immigrati. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, in primo piano la devastazione causata dall'ondata di maltempo di fine ottobre. Da oggi il governatore Zaia è ufficialmente commissario per l'emergenza. Da Roma intanto è arrivata un'ordinanza urgente con deroghe, misure straordinarie e contributi per famiglie e imprese. Questa mattina il vertice tra i sindaci delle aree colpite dal maltempo, vertice che si è tenuto a Longarone. L'obiettivo è tornare come prima e più di prima. Comincia un lavoro che è stato di fatto già improntato e che costituisce una grandissima sfida. Le prime parole del governatore Luca Zaia come commissario delegato per il maltempo. L'ufficialità arriva con la firma dell'ordinanza da parte del capo dipartimento protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. Da Roma 26 pagine fitte di misure, deroghe e semplificazioni. Una sfida cruciale. In passato, continua Zaia, sono stato commissario per l'alluvione del 2010. Questa di oggi però è la situazione più complicata che mi sia mai capitato di affrontare. A breve lo stesso Zaia procederà alla nomina dei vicecommissari e dei soggetti attuatori. Nel frattempo l'ordinanza arriva ai sindaci e ai tecnici del Veneto flagellato che a Longarone si ritrovano per fare il punto della situazione. 26 pagine, 6 delle quali fatte di deroghe alle norme nazionali necessarie per abbattere la burocrazia asfissiante. E il lavoro sarà moltissimo, abbiamo strade in grave dissesto, abbiamo situazioni di rischio sopra le strade, sopra i corsi d'acqua, quindi sopra i centri abitati, dobbiamo intervenire in tempi brevi. E tra i punti chiave spiccano misure nuove mai applicate. Abbiamo previsto anche una misura straordinaria perché è la prima volta che la applichiamo, quella del nuovo codice, questo contributo di 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività produttive per i primi interventi di ristoro dei danni e ripristino delle attività. Contributi una tantum riconosciuti solo nelle parti eventualmente non coperte da polizze assicurative. I commissari inoltre sono autorizzati ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata. Il contributo può variare da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di 900. È possibile inoltre erogare altri 200 euro mensili per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. E ancora, l'ordinanza prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui. Poi la partita cruciale degli alberi. Il legname rimosso potrà essere stoccato in apposite aree di deposito e per la rimozione in zone urbanizzate i commissari sono autorizzati anche a cedere il materiale ai soggetti che realizzano gli interventi come compensazione del lavoro. Inoltre potranno cedere a prezzo da stabilire il legname utilizzabile a fini commerciali o industriali. La tabella di marcia è strettissima, 3 giorni di tempo ai privati per rimuovere gli alberi nelle loro proprietà, altrimenti i sindaci agiranno d'ufficio. C'è un tema che a me è stato rappresentato, il problema del marciume e del legname. Dobbiamo intervenire prima dell'avvio della campagna invernale, delle nevicate. Tra le misure poi anche l'uso dell'esercito per il controllo anti-sciacalli. Unica nota stonata di oggi, l'assenza a Longarone di molti primi cittadini, come quelli dell'area del litorale colpito. Pensavo che ci fossero tutti, perché noi in Veneto trattiamo tutti nella stessa maniera. Quello che ho chiesto è di avere fiducia, non abbandoneremo nessuno.
E adesso sentiamo il commento dei territori nelle voci dei primi cittadini presenti, come avete sentito, in verità non molti. Qui c'è anche una stagione turistica invernale, quindi quelli che hanno l'urgenza di avere il più possibile sistemato il tutto sono i comuni che lavorano con la stagione turistica invernale. Tenta di giustificare così il presidente dei comuni veneti alcune importanti assenze all'incontro di questa mattina a Longarone. Sarà perché si preannunciava molto tecnico, sarà perché l'urgenza è per impianti sciistici più che per le spiagge, fatto sta che c'erano più tecnici che primi cittadini. Eppure fin qui era arrivata anche chi l'esperienza della devastazione l'ha già vissuta e per questo era pronta a suggerire le mosse giuste. Dopo la calamità c'è un'altra calamità che è quella burocratica, che è legata appunto alla richiesta dei cosiddetti risarcimenti, cioè di contributi, però se fin dall'inizio gli amministratori, in collaborazione con tutti gli enti, quindi con lo Stato, con la Regione, con le province, riescono ad impostare bene, poi riescono a dare anche assistenza ai propri cittadini. Un'occasione perduta per chi non si è presentato, considerando che nel pomeriggio la discussione con il responsabile della Protezione Civile Nazionale ha portato già alla prima modifica del provvedimento legata alle spese da affrontare nell'immediato e da inserire nei bilanci comunali. Un bel segno di dinamicità amministrativa mai visto prima d'ora in Italia. E sono anche orgogliosa di come stanno reagendo, perché voglio dire c'è un'efficienza, un'organizzazione insomma che è notata e anche invidiata. Il tema è che c'è ancora molto da fare e soprattutto per gli sciacalli insomma vanno fermati e mi pare che insomma sia importante anche quello che è stato inserito. Il riferimento al capitolo dell'ordinanza sull'utilizzo dell'esercito voluto dai nostri amministratori, che dà la dimensione di quanto Veneto ci sia nelle regole firmate da Borrelli. Sarà anche per questo che i sindaci, prima linea di questa avversità, alla fine si sono salutati con ottimismo. Mi sembra buona, l'importante è che ci siano delle garanzie sui soldi che adesso possiamo impegnare sull'emergenza. E parte da Saonara, comune padovano tra i più interessati dal cantiere dell'idrovia, la proposta di completare un'opera che ha cantieri ancora aperti ma fermi dal 1966. Noi abbiamo stimato 250 milioni, 50 milioni all'anno per 5 anni. Ed è una base di partenza. 250 milioni, 50 all'anno per 5 anni per completare l'idrovia e trasformarla in un canale che possa ricevere oltre 450 metri cubi di acqua al secondo, dando più sicurezza ai territori che si trovano lungo Brenta, Bacchiglione e Muson dei Sassi, ovvero le province di Vicenza, Padova e Treviso. L'onorevole Caon ha presentato 2 settimane fa, in piena emergenza maltempo, una proposta di legge che nelle scorse ore ha trasformato in emendamento. Obiettivo: inserire subito nella finanziaria questi 250 milioni. Se qualche parlamentare veneto voterà contro, fa sapere Caon, sappia che troverà il suo volto sui manifesti che il deputato promette di far girare in tutto il Veneto. Da ieri l'ho trasformato in emendamento alla finanziaria che andremo a votare entro fine anno. Se il governo vuole aiutare davvero l'equilibrio idrogeologico del Veneto, lo dimostri, sottolineano i promotori. Un progetto che coinvolge anche 30 comuni e altrettanti sindaci che uniti sono favorevoli a far approvare il documento dal Consiglio Comunale. Ho pensato di trasformare questo canale, che oggi ha già tutto quante le infrastrutture già pronte, hanno già le strade fatte, basta solo scavare e portare fuori l'acqua. Penso sia la cosa più semplice da fare per mettere in sicurezza mezzo Veneto. Perderà quello che è la sua funzione iniziale, appunto di trasporto fluviale, ma che sarà elemento di bypass, un canale scolmatore che potrà nei momenti di piena dare sfogo alle acque nell'ambito della laguna. I vantaggi sono quelli di un'opera di difesa idraulica che avrà benefici anche per la laguna. Oggi inoltre la Giunta Zaia, su proposta di Conte, ha approvato un finanziamento di 1,5 milioni di euro per la manutenzione dei ponti, che sarà dunque a carico della Regione. In tema meteorologico, anche sulla nostra regione arriverà il freddo, cielo sereno ma crollo delle temperature nel fine settimana. Sentiamo il nostro esperto. È iniziato ad affluire aria fredda direttamente dalla Russia sulla nostra regione. Quest'area sarà responsabile di un brusco abbassamento delle temperature che si farà sentire soprattutto durante il weekend. Quest'area è di estrazione, abbiamo detto, artico-continentale, quindi sarà secca, quindi il tempo sarà ampiamente soleggiato sia sabato che domenica con il cielo sereno e limpido.
Come abbiamo detto, le temperature caleranno di 10 gradi, infatti le minime si avvicineranno molto allo 0 gradi in pianura e ampiamente sotto lo 0 già in collina, mentre di giorno a fatica saliranno sopra i 10 gradi. Anche nella prossima settimana l'aria fredda continuerà a soffiare sulla nostra regione. Tra lunedì e martedì è attesa una perturbazione che interagirà con quest'aria fredda, ma ad oggi non sono previste importanti precipitazioni sulla pianura, potrebbe nevicare debolmente sulle Alpi e prealpi già sopra i 300-400 metri. Volviamo pagina, la cronaca, 46 secondi per sfondare la vetrata del Duca d'Aosta, noto negozio d'abbigliamento nel cuore di Padova, e fuggire. L'ennesimo furto che viene registrato in centro città dopo la serie di spaccate della scorsa estate. La polizia dice in azione una banda di professionisti. È Cam 2, la telecamera interna di videosorveglianza, riprende impietosamente tutto. Manca poco alle 2, 1:57, 28 secondi, quando un'Alfa Romeo risultata poi rubata in retromarcia viene usata come ariete per sfondare le vetrate del Duca d'Aosta di via San Fermo, il cuore dei negozi del lusso di Padova. Pochi secondi, 46 per l'esattezza, il colpo è fatto. Dall'auto scende un uomo, cappuccia in testa, vestito di scuro, entra e inizia ad arraffare la merce, scarpe, abiti. Lo raggiunge subito dopo l'autista, che si muove nello stesso modo. Il bagagliaio viene caricato, poi i ladri fuggono. Pochi istanti dopo arrivano in contemporanea la vigilanza e la polizia, ma il colpo è fatto e in città ritorna l'incubo, anche se questo furto sembra diverso. Questa volta è stata infranta la vetrina con una macchina rubata, quindi un livello sicuramente diverso rispetto a quelle che abbiamo visto in questi ultimi periodi, di cui 3 responsabili sono già stati assicurati alla giustizia. Ancora da quantificare con esattezza il bottino, che dovrebbe aggirarsi sui 40.000 euro. La vetrata sfondata è stata coperta con un pannello bianco in attesa di essere cambiata. Non il primo furto ai danni del Duca d'Aosta. Sono al lavoro gli investigatori della polizia, che non escludono si tratti di un furto su commissione. Sicuramente sono beni che sono facilmente rivendibili, sicuramente sono persone preparate, per cui comunque lavoriamo anche su questo. Ed ennesima spaccata in una concessionaria di moto a Carbonera, in provincia di Treviso. Tempo fa il titolare aveva alzato un muro per proteggere il negozio, ma nemmeno questo è servito a bloccare i ladri. Si tira sul muro, muro e sperando che tenga. Purtroppo non posso fare altro. Era il 7 aprile scorso. Ivan Rebuschi, titolare della concessionaria Kawasaki a Biban di Carbonera, aveva deciso di innalzare quel muro per proteggere il negozio dalle continue incursioni dei malviventi. A distanza di 7 mesi, un nuovo colpo. Il muro è rimasto lì. Hanno tentato di aprire un varco, ma non riuscendoci, sono comunque riusciti ad entrare dall'entrata principale, sfondando la vetrata con una BMW. Sono entrati in retromarcia e hanno sfondato via sia il vetro esterno che la grata interna. L'esasperazione e la disperazione del titolare. Non rimane neanche più la forza di andare avanti, perché sono troppe le volte che sono venuti. Di colpi, spaccate e furti, ci dice, ne abbiamo subiti davvero tanti, troppi. Una 30ª volta da quando esisto io. Il danno è ingente, oltre alla vetrata, le moto rubate. Dobbiamo fare il conteggio perché era un moto anche di clienti, dovrebbero essere da 6 a 8, credo. Prima del blitz alla concessionaria, i malviventi hanno fatto irruzione nella ditta accanto per rubare il furgone. Era all'interno del capannone chiuso, sono entrati in capannone, si sono presi le chiavi, hanno cercato le chiavi, le hanno trovate, poi delle biciclette di mio fratello, ecco, quello sì. Le biciclette da corsa. I sistemi di allarme ci sono, ma non bastano. Ormai, da quello che si sente, bisognerebbe che in ogni zona industriale ci fossero dei sistemi, diciamo, anche di controllo, soprattutto la notte, fissi, con delle persone che siano qui diciamo, a vigilare, perché non c'è altro da fare. Sempre ieri sera altro colpo a Biadene di Montebelluna, nel negozio Tempo di Sport. I malviventi hanno mandato in frantumi a colpi di mazza la vetrina ed hanno portato via ben 4 biciclette di ingente valore. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce.
Intanto arrivano i primi risultati di X-Law, il sistema adottato in questura a Venezia, in grado di prevedere i reati predatori. Questa notte è stato preso un ladro grazie a questo sistema. Un furto sventato anche grazie a X-Law, il sistema informatico di previsione dei crimini in dotazione alla questura di Venezia. Questa notte le volanti hanno arrestato a Mestre un 55enne senza fissa dimora per furto aggravato. Il portiere dell'hotel davanti alla stazione ferroviaria ha chiamato il 113 spiegando di aver sorpreso un ladro all'interno del bar. Un uomo robusto, vestito con abiti scuri e un paio di ciabatte, aveva sfondato la porta d'ingresso in vetro e si era diretto alla cassa per svuotarla. Poi ha tentato di fuggire sempre dalla stessa porta verso la zona riservata ai taxi. Lì però c'era già una volante ad attenderlo. Questo grazie all'alert di X-Law che prevedeva tra le 3 e le 4 del mattino una possibile commissione di reato predatorio proprio in quell'area. Il sistema infatti si basa su un algoritmo che calcola la probabilità che in un certo punto della città ad una certa ora si commetta un reato. Il 55enne è stato dunque portato in questura dove si è scoperto che aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Pertanto, considerato lo stato di flagranza e numerosi reati a suo carico e la violenza usata per commettere il reato, è stato denunciato. Non ce l'ha fatta Silvia Pozzan, 36enne di Sossano, nel Vicentino, morta martedì a causa di un tumore al fegato. La donna aveva rinunciato a curare un linfoma scoperto durante la gravidanza per dare alla luce il suo bimbo. Poi, dopo il parto, aveva iniziato le cure, ma nei 3 anni successivi aveva dovuto combattere con altri tumori fino a quello che l'ha strappata all'amore dei suoi familiari. Il ricordo nelle parole del marito di Silvia: la dignità di mia moglie nell'affrontare la malattia è stata così grande che un anno fa, durante un momento difficile delle cure, ha dato disposizioni sul suo funerale, scegliendo la foto dell'epigrafe, il luogo in cui riposare, il tipo di rito da seguire. È stata di insegnamento per tutti noi che le eravamo vicini. Voltiamo pagina, emergenza PFAS. A Padova studiosi del gruppo di ricerca del professor Foresta hanno dimostrato che i PFAS interferiscono con gli ormoni e diminuiscono del 40% l'attività del testosterone. Lo studio è stato condotto su 212 giovani maschi di età compresa tra i 18 e i 20 anni che vivono nelle aree inquinate da PFAS. I ricercatori ne hanno valutato lo sviluppo, hanno osservato la loro funzione testicolare e l'hanno confrontata con quella di 200 giovani che vivono in zone non inquinate. I risultati sono preoccupanti. Nell'uomo normale l'inibizione del testosterone da parte dei PFAS equivale al 40% della sua attività. Nei figli nati da madri che hanno vissuto in zone inquinate e verosimilmente avevano anche loro un inquinamento da PFAS, quindi nei giovani di 20 anni, l'inquinamento è cominciato negli anni 70. I PFAS, che possono attraverso il cordone ombelicale e la placenta e raggiungere il feto, l'embrione, hanno interferito con l'attività del testosterone. In effetti ci sono segni di minore attività del testosterone che si valutano attraverso la distanza ano-genitale, che è più corta, attraverso lo sviluppo dei testicoli, che sono un po' più piccoli, e la produzione di spermatozoi. A portare avanti lo studio, firmato da Carlo Foresta e Mario Plebani, ricercatori dell'unità operativa complessa di andrologia e medicina della riproduzione dell'Università di Padova. Non si tratta di un dato di possibile infertilità certa, sono segni di interferenza, spiega il professor Foresta. È chiaro che se uno ha meno spermatozoi basta che un'altra concausa interferisca e diventa segno di patologia, per cui una qualsiasi altra manifestazione clinica che abbassi i livelli di testosterone, agendo già su una condizione critica, determina l'ipogonadismo, ma sono tutte quante cose che possono accadere. Attenzione per i giovani uomini, ma anche per le giovani donne. Così come aveva proposto fino all'anno scorso la Regione con un disegno sperimentale, si potrebbe effettuare una plasmaferesi prima della ricerca del figlio, in modo da abbassare significativamente i livelli delle concentrazioni nel sangue ed impedire poi che queste possano in qualche modo interferire durante lo sviluppo dell'embrione proprio con lo sviluppo stesso.
Il premier Giuseppe Conte ha nominato il professor Piero Benvenuti, 72 anni, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, in quiescenza, commissario dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. L'ASI era senza guida dal 6 novembre scorso, giorno dell'improvvisa revoca dell'incarico per il presidente Roberto Battistone, che annunciò la rimozione con un polemico tweet. Ci fermiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta nel giorno dell'apertura del ponte votivo per la Madonna della Salute, il Patriarca di Venezia torna a bacchettare la politica nazionale. Il Patriarca di Venezia a tutto campo stamane sui temi dell'accoglienza, del lavoro e del reddito di cittadinanza, per il quale si dice fermamente contrario perché, aggiunge, servono politiche di sostegno attive. Penso che sia fondamentale riuscire a dare a tutti la possibilità di un lavoro. E io ritengo che questo sia anche da parte di chi magari può avere anche visioni differenti la meta, lo scopo. Dobbiamo pensare quali possono essere le strade migliori per permettere alle persone di uscire da quella soglia di indigenza che non consente loro di farsi un futuro. Nello stesso tempo la meta chiara deve essere dare un lavoro alle persone. È necessario sconfiggere l'indifferenza, prosegue, pensando ai doveri del governo. È una cosa che fa riflettere molto. Ci sono delle condizioni di povertà e di bisogno di cui uno Stato si deve far carico. Il Patriarca affronta poi il tema della libertà religiosa, intesa come libertà di persone nel rispetto dei migranti e dell'accoglienza richiesta, tornando così a bacchettare ancora una volta la politica nazionale. È una libertà inclusiva che è disponibile quindi a vedere le problematiche concrete delle persone e delle popolazioni e degli Stati. Quindi certamente anche l'accoglienza diventa un'espressione bella della libertà religiosa. Nello stesso tempo il grande dramma che noi stiamo vivendo di queste immigrazioni bibliche fanno fare un grande esame di coscienza alla nostra società occidentale, per cui veramente il tema della libertà religiosa, il tema del rispetto dei diritti delle persone, ma anche una politica che sia più saggia a livello planetario, a livello europeo. Ci vuole una politica economica che sappia però anche creare i presupposti affinché i migranti possano trovare dignità nei loro stessi paesi d'origine, conclude. Nelle loro terre e essere contente di rimanere e poter produrre e poter essere anche capaci, vista l'età che hanno, di essere un futuro per le loro terre e per i loro popoli. Nell'occasione della giornata del diabete, l'ULSS 5 Polesana ha fatto il punto su quella che sta diventando sempre più un'emergenza. C'è un incremento dei malati di diabete nel territorio dell'ULSS 5 Polesana, lo registrano i dati, 12.000 i pazienti seguiti dai servizi sul territorio, quasi 20.000 i potenziali malati. A rischio soprattutto le donne e anche gli stranieri. Si vede un continuo incremento di quelli che sono i nuovi casi nella popolazione, tra l'altro maggiormente incrementati, negli screening lo dimostrano, nel sesso femminile e anche nella popolazione immigrata che si trova ad affrontare uno stile di vita tipicamente occidentale al quale probabilmente non sono abituati. Cresce il numero di malati, crescono le capacità di diagnosticare il diabete e anche di curarlo con farmaci di nuova generazione e nuovi strumenti. Proprio l'ULSS 5, con altri 4 centri del Veneto, è stata autorizzata all'uso di sensori cutanei per il monitoraggio della glicemia che lavorano con dei microinfusori di insulina. Queste tecnologie rappresentano
permettono di ottenere il gold standard internazionale nella cura del diabete, cioè la migliore cura possibile attraverso il miglior controllo della glicemia possibile. Quasi 200 gli apparecchi, ma l'ULS 5 ha avviato da pochi giorni una sperimentazione tutta realizzata dai medici di Rovigo su 2 giovani che stanno usando un impianto integrato. Fondamentale resta la prevenzione e il cambio di stile di vita. Per questo dall'ULS 5 parte la richiesta di una grande alleanza. È fondamentale l'alleanza con le associazioni che sono molto attive e utilissime, con la scuola, con tutti coloro che possono dare una mano proprio per aiutare a informare meglio le persone. Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi, e Stefano Busolin, presidente di Escotrade, saranno gli ospiti di questa sera di 20 e 10. È davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 17 novembre. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima piuttosto freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà una bella giornata con tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo con minime tra 2 e 3 gradi. Massime comprese invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata caratterizzata dal sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi. Massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.